Le donne ucraine a Montevago come si sono integrate nel nostro tessuto sociale? C'è chi si è messo subito a studiare la nostra lingua, chi gioisce per l'acquisto di una lavatrice, chi per la bicicletta donata alla figlia, mostrando un senso di alta gratitudine per l'accoglienza ricevuta dalla nostra terra, avendo sempre però nel proprio cuore la terra dove sperano di ritornare al più presto, proprio l'Ucraina, e poter abbracciare i loro cari. Sentiamo alcune testimonianze di donne arrivate a Montevago grazie alla collaborazione promossa con l'associazione A Cuore Aperto, fatte dal collega Calogero Giuffrida. Как ты себя чувствуешь тут в Сицилии, в Монтеваго? Tutto è meraviglioso, tutto è bello, ci siamo potuti incontrare tra di noi, ci stanno dando una mano, ci vengono forniti viveri e stiamo tutti bene. Anche al bimbo è stata data una bicicletta e delle cose con cui giocare. Grazie, siamo stati ben accolti, si prendono cura di noi. Ci piace, è molto bello, abbiamo tante attenzioni. Questa adesso è una domanda piuttosto difficile. Noi ci adattiamo, è una cultura diversa, una mentalità diversa. Ad oggi è difficile rispondere. Dopo tutta questa esperienza, qui è come il paradiso. Sono molto grata per le vostre cure. Siamo veramente felici di come siamo stati accolti qui, dell'atteggiamento nei nostri confronti. Non ce l'aspettavamo. Siamo con il cuore in Ucraina. Abbiamo parenti, amici là. I nostri pensieri sono tutti là. Ci piace molto, vi ringraziamo per l'accoglienza, siete molto ospitali, noi abbiamo tutto, ci portano tutto, ci comprano tutto ciò di cui abbiamo necessità, siamo molto contenti, siamo davvero grati. Mi sento benissimo, vi ringrazio molto. Gli italiani sono bellissime persone, ci hanno accolti bene, si prendono cura di noi, sono senza parole. Per adesso sono felicissima, come in un resort. Siamo rifugiati ucraini della città di Kharkov. Siamo arrivati qui grazie a queste brave persone. Abbiamo vissuto malissimo, è stato molto difficile per noi. I nostri figli hanno vissuto per un mese in una cantina. Avevamo paura di uscire perché c'erano esplosioni ovunque. C'era un orrore che non può essere dimenticato tutt'oggi. Assistiamo alle notizie con paura e comprendiamo anche in che luogo paradisiaco ci troviamo in questo momento. Sono grata a tutte queste persone che si prendono cura di noi adesso. Ci portano tutto, cibo, vestiti, si prendono cura della nostra salute. Nel nostro paese, in Ucraina, la vita non sembra essere più la stessa. Ai parenti diciamo di come siamo stati accolti qui. Piangono con noi dalla felicità. Ci piacerebbe che la guerra in Ucraina finisse il prima possibile. Ho anche portato con me una maglia ricamata con cui tornerò non appena saprò che abbiamo vinto. Ma è molto bello qui. Vorrei vivere qui per un po' e mostrare alla mia famiglia che città meravigliosa è Montevago, che mi sta dando la vita e dove Dio mi ha dato l'opportunità di venire. Grazie a tutti.